Il convegno Incontri Isontini in ostetricia e ginecologia mantiene anche per l'edizione 2025 il tradizionale legame con il territorio, portando fuori dall'ospedale temi che contemplano anche un importante impatto sul sociale. Eseguire nel corso di una sola giornata una disamina completa di tutti gli aspetti riguardanti i difetti del pavimento pelvico e la sindrome genitourinaria è certamente impossibile. L'intento pragmatico dell'incontro, grazie all'apporto di illustri relatori, è stato quello di focalizzare sui punti salienti della materia trattata per fornire ai partecipanti interessati stimoli da inserire nella pratica quotidiana. Oltre all'ormai consueto appuntamento della Sala Civica di Cormons con la seduta plenaria, quest'anno c'è stato anche un pomeriggio pre-congressuale che, con contributo a Gorizia, Nova Gorizia, capitale della cultura 2025, si è tenuto presso la Casa della Salute della Donna, dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Parco Basaglia a Gorizia, con un corso teorico-pratico per piccoli gruppi rivolto in particolare alle ostetriche. E noi da qualche anno abbiamo voluto portare fuori dall'ospedale la nostra presenza per sottolineare il collegamento tra ospedale e territorio, che è un argomento che a noi sta molto a cuore. E quest'anno siamo orgogliosi di allargare una parte di questo congresso anche nella struttura della Casa della Salute della Donna che vediamo qui alle mie spalle, con una parte precongressuale con un risvolto pratico soprattutto. È rivolta infatti soprattutto alle nostre giovani ostetriche, ai nostri giovani medici e anche in collaborazione alle colleghe del vicino ospedale di San Peter. Questo per saldare la nostra tradizionale intenzione alla collaborazione con i colleghi di oltre confine. Lo scopo di questo corso è proprio quello di prenderci cura sia con delle parti pratiche ma anche con degli aspetti teorici approfonditi che vanno anche oltre l'aspetto riabilitativo, ma soprattutto delle disfunzioni del pavimento pelvico. Sappiamo questo essere un argomento molto, come dire, che ha anche su di noi operatori una grande sensibilità e un grande interesse e quindi abbiamo voluto dedicare un intero congresso a questo argomento, facendo vedere e toccando degli aspetti che riguardano un po' tutti in maniera multidisciplinare, quindi c'è la parte chirurgica, la parte urologica con gli urologi, c'è la parte fisiatrica, la parte ginecologica e anche quella di noi ostetriche, proprio perché anche noi nel nostro quotidiano ci occupiamo di questo, siamo comunque sia all'interno del percorso nascita che poi seguendo le donne un po' in tutto il percorso di vita possiamo intercettare delle situazioni potenzialmente patologiche ed è proprio per questo che da anni stiamo cercando di sviluppare questo team multidisciplinare anche all'interno di Asugi per convogliare e trattare queste patologie.